molto molto difficile, si è messa male quasi subito. Poi dispiace che questo succeda in casa. Infatti dispiace ancora di più perché c'è un pubblico eccezionale, perché qua non ci manca niente. E ne avevamo parlato in settimana perché analizzando il percorso netto fuori casa e i 2 passi falsi in casa abbiamo detto probabilmente c'è qualcosa che non va nel nostro modo di giocare, forse abbiamo troppa ansia di raggiungere la vittoria prima possibile, ci scopriamo, lasciamo dei contropiede. Ne avevamo parlato solo, però non siamo riusciti poi a metterlo in atto, anche perché vuol dire il primo tempo ok, 1-0 ci sta, ripeto, ripresa la partita, potevamo gestirla meglio, invece non siamo riusciti a farci riprendere e superare. In fatalità la dura legge dell'ex, perché Laino ha fatto una partita come... Questa è la fame agonistica, credo che Laino oggi è venuto qua per dimostrare che non è stato riconfermato e la società ha sbagliato, quindi questa è fame agonistica, l'ha messa, ha fatto 3 gol, complimenti a lui, niente da dire, sportivamente poi magari avremo qualcosa da poter ridire, ma ripeto, io ho un giocatore che ha fame così è solo da apprezzare, poi che abbia dei comportamenti pochi riguardosi nei confronti della società in cui è stato o nei confronti degli avversari, questo dispiace, però a volte in trance agonistica può anche succedere una cosa del genere. Ci sta, magari sono passato anch'io da giocatore, potrebbe essere che lui volesse rimanere qui e ci è rimasto male per le nostre scelte, capisco, anzi mi fa piacere, mi rende orgoglioso questo perché vuol dire che stare qui a Mestre si sta bene. Comunque l'aveva fatto anche all'andata, gli è andata male, gli è andata bene, merito suo. E fatalità, oggi avevamo anche un pubblico delle grandi occasioni perché il palazzito era pieno e dispiace molto appunto, come posso dire, deludere un po' il nostro pubblico che ci sta seguendo con questo entusiasmo. E è ovvio che ci sta, si gioca in 2, si va per darle, per prendere. Questa volta purtroppo non avevamo lo stesso piglio che abbiamo avuto altre volte, però questo va anche molto merito agli avversari indubbiamente.